Alleluia, gloria, gloria al nome del Signore Gesù. Egli è il Re dei Re, è il Signore dei Signori.
E come dice nel Salmo 117, lodate l'Eterno, voi nazioni tutte, celebratelo, voi popoli tutti, perché grande è la sua benignità verso di noi e la fedeltà dell'Eterno dura per sempre. Alleluia, la tua fedeltà, Signore, dura per sempre. Noi vogliamo lodarti, ringraziarti, Signore, perché tu sei il nostro Dio e non abbiamo altro Dio all'infuori di te. Innalziamo il Re di gloria, amen. Alleluia, a te la lode, Signore. Gloria a te, Gesù, alleluia. Principio e la fine, tutto è in mano a te, come una nuvola, la tua presenza è qui, riempi questo luogo di te, mi avvolgi e mi circondi, potenza e gloria sono il manto tuo, niente può resistere alla tua nuvola che riempie questo luogo di te. Portami dove tutto è possibile, dove gli angeli ti adorano, dove mi sento al sicuro, immerso nella nuvola. La nuvola è qui, la nuvola è qui. La nuvola è qui, la nuvola è qui. Sei il principio, dillo. Sei il principio e la fine, tutto è in mano a te, come una nuvola, la tua presenza è qui, riempi questo luogo di te, avvolgi, mi avvolgi e mi circondi, Potenza e gloria. potenza e gloria sono il manto tuo, niente può resistere alla tua nuvola che riempie questo luogo di te. Portami Dove tutto è dove possibile. tutto è possibile, dove gli angeli ti adorano, dove mi sento al sicuro, immerso nella nuvola. La nuvola è qui, La nuvola è qui, dillo. la nuvola è qui. La nuvola è qui, la nuvola è qui. Adoratori, portami. Portami Dove tutto, dillo. Dove gli angeli. Dove mi sento al sicuro. Immerso nella nuvola. La nuvola è qui, la nuvola è qui. Portami dove tutto è possibile, dove gli angeli ti adorano.
Alleluia. Sì, Signore. Ci sentiamo protetti, Signore, nella tua presenza. Perché la tua nuvola è in questo luogo, Signore. La tua presenza ancora in questa sera, Padre, ci onora, Signore. E noi siamo grati a te, oh Padre. E vogliamo, oh Padre, esprimere la nostra gratitudine attraverso quella che è l'adorazione. Perché nella tua parola è scritto che tu cerchi veri adoratori, Signore, che ti sappiano adorare in spirito e verità. Nel libro di Isaia è scritto: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Fratello mio, sorella mia, questo è il momento di cercare l'Eterno. Egli non è lontano da te. La distanza tra te e Dio è soltanto una piccola preghiera, perché la sua presenza è in questo luogo. Cercalo, egli si farà trovare. Apri il tuo cuore, egli sanerà la tua ferita questa sera. Ma nel frattempo adoralo. Dagli il tuo cuore. Adoriamo il Signore insieme, amen. Egli è degno di essere adorato, alleluia. Alleluia. Gloria a te, Signore. Fu dal principio quando io cercavo te, fu dal momento che alzai gli occhi al cielo, fu da quel giorno quando sola mi incontrai, quando il tuo sguardo si fermò in me, seppi che mi amavi, lo capii e seppi che cercavi più di me. Da molto tempo mi chiamavi, risposi sì, seppi che mi amavi.
seppi che cercavi più di me. Da molto tempo mi chiamavi, risposi sì. Dillo. Seppi che mi amavi, anche se lontano me ne andai a vivere. Ma con un bacio e con amore mi regalasti il tuo perdono, ora sei qui. Ma con un bacio e con amore mi regalasti il tuo perdono, ora sei qui. Sì, Signore. Ora tu sei qui, Signore. E noi vogliamo ringraziarti, Padre, perché tu, oh Signore, ci hai amato per primi, Signore. E noi ti preghiamo, insegnaci ad amare come tu ci hai amato e ci ami ancora, Padre, che quell'amore meraviglioso possa sempre di più, Signore, riempire i nostri cuori, oh Padre, perché tu stai cercando sempre di più dalle nostre vite. E noi vogliamo offrirtelo, Signore. Vogliamo darti tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa al mezzodì. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi, poiché tu hai detto, Chiesa, o Eterno, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Signore, tu sei il nostro riparo, il nostro rifugio, la nostra ancora di salvezza, Signore. E vogliamo restare aggrappati a te, Signore, ancora in questo momento. Vogliamo ancora, Signore, spandere i nostri cuori alla tua presenza. Ti vogliamo adorare, Signore. Tu sei tutto per noi, Signore. Toccaci questa sera, Signore. Che il tuo amore possa riempire i nostri cuori ancora di più, Signore. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoriamolo. Adoralo, adoralo. Alleluia. Cuore
Sì, Signore, vogliamo vedere la tua gloria. Credo che questo non è più il tempo di perdere tempo. Forse abbiamo perso l'obiettivo che c'era posto davanti. Forse bisogna ritornare indietro. Bisogna ritornare al primo amore. Forse bisogna ritornare quando i discepoli si riunivano, mettevano tutto ai piedi, dividevano, vivevano insieme una sola mente, un solo cuore, un solo spirito, in quella che era l'unità del corpo, senza avere differenze, ma con la mente, con lo spirito per servire solo il Signore. E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio e rompendo il pane a casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Il progresso è diventato regresso. A volte si perde l'obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di piacere al Signore. Enoch fu rapito perché la sua testimonianza piacque al Signore. La sua testimonianza. E credo che è il tempo di tornare al primo amore. Vogliamo ancora avere un momento di adorazione alla presenza di Dio. Signore, ti adoriamo. Vogliamo servirti, Signore, in sottomissione, nell'unità, con un solo cuore e una sola mente, Signore. Quello di vedere la tua gloria. Alleluia. Alleluia. Voglio ritornare a te, alla tua presenza, ritorno a te, al mio primo amore, dillo. al mio primo amore, Con tutto il mio con cuore, tutto il mio cuore. Io ti adoro, Signore, con tutto il mio cuore, con tutto il mio cuore. Ritorno a te per dirti ti amo.
sei la mia forza, Signore. Tu sei la mia protezione, Signore. Alleluia. Ti adoro, Signore. Ti amo, Signore. Alleluia. Sei meraviglioso, Signore. Meraviglioso sei, Signore. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso tu sei, Padre. Con una sola voce, dillo. Ti adoro per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Ti adoro per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Tu sei la mia vita. 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 Gesù, tu sei la mia vita. Dillo, tu sei la mia vita. Tu sei la mia vita. Sì, Signore. Tu sei la via, la verità e la vita, Signore. E noi ancora in questa sera ci sentiamo onorati, perché ancora in questa sera siamo nella tua presenza, dove possiamo prendere forza, dove possiamo risanare le nostre ossa, dove ancora possiamo prendere il coraggio di andare avanti, perché tu sei al nostro fianco, Signore, e tu non ci lasci e non ci abbandoni. E ancora in questo momento, Padre d'amore, io voglio mettere davanti al tuo trono queste richieste di preghiera. Voglio pregarti per Gabriele, per Naomi, per Katia, per Giulia. Ti chiediamo guarigione completa nel nome di Gesù Cristo. Signore, stendi la tua mano e opera con potenza e gloria. Ancora vogliamo pregarti per il pastore e Margherita, Signore, che una fresca unzione possa scendere, oh Padre, sulle loro vite, affinché possano guidare questo piccolo gregge che tu gli hai affidato. Ancora vogliamo pregarti per tutte le chiese, Signore, sparse su tutta la terra. Signore, che ci sia unità in queste chiese, Signore, quell'unità meravigliosa che ci permette di vedere la gloria di Dio manifestarsi su tutta la terra. Ancora per i nostri mariti e per le nostre mogli non convertiti, per i nostri figli, Signore, ti preghiamo, stendi la tua mano, Signore, portali a te con corde d'amore, oh Padre. Ancora vogliamo pregarti, Signore, per Naomi, per guarigione al piede, Signore, stendi la tua mano affinché ci sia guarigione nel nome di Gesù Cristo. Ancora Enza, Signore, ti chiede preghiera per la sua casa. Signore, qualsiasi cosa in questo momento stia attaccando questa casa, Signore, sia debellata nel nome di Gesù Cristo. Che il tuo amore, Padre, possa essere sparso in questo luogo nel nome di Gesù. Ancora ti vogliamo pregare per Antimo, Signore, per la risonanza, Signore. Questa risonanza risulti a lode e gloria del tuo meraviglioso nome.
ancora Ansel per guarigione, ancora Giuseppe per progetti di lavoro, ancora Camillo, Vittorio, ancora Raffaele, Lello, Andrea, Patrizia e quanti ancora, Padre, stanno al tuo cospetto, Signore, aspettando che tu stendi la mano. Ti preghiamo, Signore, opera con potenza e gloria, manifestati, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù. E ancora gli ospedali, le carceri, gli orfanotrofi, le case famiglie, Signore, questi luoghi dove c'è tristezza, desolazione, afflizione, ti preghiamo, Signore Dio, stendi la tua mano, usa i tuoi canali, Signore, i tuoi strumenti affinché la tua parola, Signore, quella parola che salva, che libera e che guarisce, possa penetrare in quei luoghi e possa portare, Signore, refrigerio e salvezza, secondo la tua grazia e il tuo immenso amore. E ancora, Padre d'amore, vogliamo mettere il prosieguo di questa riunione nel palmo della tua mano santa. Ti preghiamo, Signore, ancora in questa sera abbiamo bisogno del tuo consiglio, abbiamo bisogno della tua parola, Signore. Ti preghiamo, ungi le labbra del tuo servo, ungi il suo cuore e che il nostro cuore sia aperto questa sera per ricevere ancora questo messaggio che scende dal cielo, Padre. E a te in questo momento, Signore, vogliamo dare tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. A te la gloria, Signore. Amen. Gloria a Dio. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare, alleluia. Grazie Gesù. C'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio. Il Signore sia lodato. Allora, la prima cosa voglio ringraziare il Signore perché ancora oggi mi ha donato un giorno per vivere nella sua volontà. Poi nell'adorazione il Signore mi faceva comprendere ancora una volta, e voglio ringraziare tutte le mie sorelle di Mondragone, nulla togliere quelle altre di Napoli, tutte quante ad una, perché il Signore ci ha forgiate e ci sta forgiando assieme, tutte quante. Io da ognuno di loro apprendo sempre qualche cosa ogni giorno. Loro non lo sanno, ma io lo so. Il nemico ogni giorno vuole fabbricare armi che noi non ci possono fare nulla, perché noi con la nostra fede abbiamo costruito un muro, quella fede che noi ogni giorno mettiamo le radici. Lui può fare quello che vuole, perché il vero combattimento noi l'abbiamo nelle case nostre. E il nemico lo sa dove lui potrebbe fare breccia, ma non ci riesce, perché noi da quando siamo nate sappiamo per certo che il Signore è stato con noi. Abbiamo attraversato, non vi sto a dire quante di quelle cose, sia nella mia famiglia che nelle altre famiglie delle mie sorelle. Il Satana ci ha sempre combattuto, ma noi abbiamo avuto sempre la vittoria, anche non conoscendolo. Noi abbiamo avuto sempre la vittoria in Cristo, perché il Signore ci ha preconosciuto prima che ci mettesse nel grembo di nostra madre. E noi andiamo sempre con la forza sua avanti, chiediamo nuove forze ogni giorno, e voglio ringraziare il Signore per come ogni mattina ci parla. Noi ci incoraggiamo l'uno con l'altro, facciamo la videochiamata al giorno proprio per non farci attaccare dal nemico, perché l'unione è quello che ci rende forti. Sappiamo che il nemico vuole distruggere l'unione, ma non ce la farà, con noi proprio non ce l'ha fatta e non ce la farà, perché anche se ogni giorno ci mette sempre in campo, sempre di più, noi veniamo forgiati sempre di più a lode e gloria di Dio, e gli altri intorno a noi vedono questo, anche se ancora non vedete le anime che... Ma io sono certa e sicura che il Signore sta preparando cose meravigliose per ognuno di noi. Lo voglio ringraziare per come è stato con mio marito, per come abbiamo fatto la videochiamata con Mario ieri. Per me è stata una vittoria, ma non vi sto a dire quello che è successo. Però voglio ringraziare il Signore, perché noi forse non ce ne accorgiamo che il Signore ogni giorno fa minime cose che sono straordinarie per me. E lo voglio amare, lodare, e voglio combattere insieme alle mie sorelle sempre di più. Io vi amo nell'amore del Signore tutte quante. A Dio sia la lode. Alleluia. E non è a caso che nel Salmo 133 è scritto: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano assieme nell'unità, perché nell'unità ci fortifichiamo. Amen.
Alleluia. Pace a tutti. Mentre stavamo adorando, il Signore mi ha dato grazia di avere una visione, però era proprio reale. Il Signore mi ha fatto vedere una clessidra, tenete presente quella là con la sabbia che scende piano piano, e c'erano pochi granelli. Io dicevo, Signore, ti prego, dammi rivelazione di questa visione. E se la devo dire, il fratello Lello mi ha dato conferma mentre stava ministrando i versetti che ci ha dato prima. E il Signore mi metteva nel cuore di dire queste parole, se stai aspettando per fare una scelta e scegliere Dio o scegliere altro, fallo adesso, perché Dio sta per tornare e vuole rapire la sua Chiesa, prenderà la sua Chiesa. E non c'è scelta migliore quella di seguire Gesù, perché se davanti a te c'è una buca, Lui già sa che c'è quella buca e ti fa girare a destra, ti fa prendere altre strade. Io non so perché queste parole, non so il motivo, però sento l'urgenza di dire questo. Il tempo è poco, la scelta che devi fare la devi fare ora, immediatamente, non perdere più tempo, non dire domani, dopodomani o se si aggiusterà qualcosa. Scegli Gesù. Dio ti benedica. Alleluia. Ok. Sì. Gloria a Dio. Pace a tutti e Dio vi benedica. È una gioia essere qui questa sera con voi. Era da tempo che non sentivo questa gioia e mi ero forse adagiato nella vita quotidiana del lavoro a non venirvi a trovare. Però quest'inizio settimana Dio mi aveva messo nel mio cuore un desiderio, quello di stare questa sera qui, quindi sono partito lunedì. Ho fatto 2 giorni di lavoro pieni con la presenza del Signore, perché quella fa la differenza, vivere ogni giorno con la pienezza di Cristo. Cosa voglio dirvi? Voglio allacciarmi un po' al discorso che ha fatto la sorella Pina prima, e ha detto qualcosa di meraviglioso, quello di incoraggiarsi gli uni gli altri. Si parlava appunto che il nemico ogni giorno cerca di dissuadere la vita di un cristiano, mettendo tra virgolette i bastoni tra le ruote, ma come diceva un vecchio servo, che oggi sta alla gloria di Dio, il nemico fa bastoni nelle ruote di ferro, perché Dio ci ha equipaggiato di ruote di ferro e sappiamo bene che quei bastoni verranno rotti nel nome di Gesù. Dio ha equipaggiato ognuno di noi affinché possiamo vincere ogni battaglia che si presenta nella nostra vita. Dio ha equipaggiato me, ha equipaggiato voi, ha equipaggiato ognuno di noi affinché possiamo veramente spegnere ogni dardo infuocato che ci viene lanciato nella quotidianità. Con questo cosa voglio dire? L'incoraggiamento è un qualcosa di importante, ma deve arrivare da una vita dedicata, da una vita resa, da una vita alla presenza di Dio. Il Signore ci ha equipaggiato come ottimi soldati e una delle armi più potenti che Dio ci ha dato è la preghiera. Il Signore ci invita ogni istante, come diceva Paolo, a rivolgerci a Lui con preghiere e suppliche e ringraziamenti. Ma quando è che possiamo avvicinarci alla presenza di Dio e con ringraziamenti? E là l'attitudine che deve essere diversa per ognuno di noi. Con quale attitudine ci stiamo presentando davanti al trono di Dio? Con dei dubbi, con delle incertezze? Perché magari le problematiche di questo mondo possono sembrare più grandi dell'intervento di Dio. No, fratelli, dobbiamo andare con una certezza che Cristo ascolta quello che tu gli stai dicendo. Dio vuole un dialogo con me e con te, non vuole un rapporto sterile, vuole un rapporto fatto di unione, vuole che noi come figli al papà gli diciamo ogni cosa affinché lui possa intervenire. In Geremia c'è scritto, in Geremia 32 c'è un verso meraviglioso e dice: io che sono il Dio di ogni carne, c'è qualcosa di troppo grande che io non posso fare? Fratelli, c'è una sola cosa che Dio non può fare: cambiare la nostra incredulità. Dobbiamo credere che Egli può, che Egli è Dio, che Egli è Signore e Salvatore della nostra anima. E se crediamo questo, ci possiamo presentare dinanzi al trono di Dio e possiamo pregare per una guarigione, per una liberazione, per una riappacificazione di un matrimonio, per un'unione familiare. Possiamo presentarci dinanzi al trono di Dio e fare qualsiasi richiesta con un'unica certezza: che Dio ce la darà. L'incredulità non si addice ai figli di Dio. I figli di Dio sono vestiti di fede, di forza e di coraggio. Che Dio vi benedica. Alleluia. Vogliamo prendere l'offerta, ci prepariamo anche per l'offerta. Amen. Alleluia.
Padre Santo, ancora in questo momento veniamo alla tua presenza e vogliamo dare a te questa offerta, Signore, che diamo con tutto il nostro cuore, Padre, noi vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno. Ti preghiamo di benedire, Signore, il tuo popolo, la tua eredità. Prenditi cura, Padre, ancora di chi ne ha bisogno, Signore, e a te diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Una montagna muoversi, una catena sciogliersi, gli altri non sanno chi tu sei, c'è potenza nel tuo nome, c'è potenza nel tuo nome, tu sposti ogni montagna e spezzi ogni catena, crediamo in te, crediamo in te, oh Dio, da grandi ostacoli tu fai miracoli, crediamo in te, oh Dio. Alleluia. Da grandi ostacoli tu fai miracoli. Qual è il tuo ostacolo, fratello, sorella? Dio farà un grande miracolo da quell'ostacolo. Amen. Vogliamo ascoltare anche ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo questa sera? Dio parlerà alle nostre vite. Amen. Alleluia, pace a voi qui presenti e pace a quanti sono collegati da noi, con noi da casa. È meraviglioso ascoltare le testimonianze e visioni che Dio dà proprio per farci comprendere che Dio è sempre presente nel nostro mezzo e attraverso visioni, testimonianze, le opere che Lui compie continuamente manifestano l'amore verso di noi, come in questa sera di questo amore meraviglioso, di questa parola che Dio vuole dare a ciascuno di noi. Nasce una parola proprio negli ultimi giorni, questa parola nel mio cuore, e voglio dare anche un titolo a questa predicazione, e il titolo è questo: Fratelli e sorelle, è tempo di seminare. Io vi leggerò un solo versetto che troviamo nel libro della Genesi, capitolo 8, versetto 22, poi successivamente prenderò altri versetti, ma veramente che il Signore possa dissodare il nostro cuore affinché questa parola possa scendere e possa mettere radice. Se abbiamo preso Genesi 8, 22, vogliamo anche pregare ed elevare questa spada della parola di Dio in alto. Alleluia, Signore. Caro Padre, ancora in questa sera veramente con grande cuore, Signore, con gioia, papà, ci apprestiamo, Signore, a meditare il consiglio della Tua parola che in questa sera ancora Tu vuoi donare alle nostre vite, Signore. Ti ringraziamo per questa opportunità che Tu ci doni di essere nella Tua casa per poterla ascoltare, ma soprattutto, Padre, per far sì che questa parola cada in un terreno fertile, Signore, dissodato da tutte quelle cose, Signore, che cercano di inquinare il nostro cuore. Noi ti preghiamo nel nome di Gesù, Signore, di veramente benedire ognuno di noi in questo luogo, quanti ci seguono da casa, e di ungere il mio capo, le mie labbra, affinché ogni mia parola sia secondo la tua volontà. Ti ringrazio per questa opportunità, per questo privilegio che tu mi doni di poter meditare la tua parola insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, e noi vogliamo ringraziarti come sempre in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Dice questo versetto, fratelli cari, Genesi 8, 22: finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate ed inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Chi conosce un po' la parola di Dio, fratelli cari, è una
una promessa che Dio ha fatto dopo che c'è stato il diluvio sulla terra, dove c'è stata, sapete, la disubbidienza e dove il Signore, suo malgrado, ha dovuto, attraverso le acque, ha dovuto distruggere un po' tutto quello che aveva creato, eccetto Noè con i suoi cari e tanti animali. E qui vediamo che proprio in virtù di un sacrificio che Noè fa al Signore attraverso animali di ogni specie pure, dice la parola, questo odore di questo sacrificio che Noè offre al Signore sale davanti alle narici dell'Eterno e il Signore attesta quello che stiamo leggendo in questa sera. Finché la terra durerà, semine e raccolta, freddo e caldo, estate ed inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Questa è una promessa che il Signore ha fatto, fratelli cari, che tutto questo, chi quindi semina avrà raccolto, ci sarà sempre il caldo, il freddo, le piogge, l'ultima pioggia quando si semina, e c'è il giorno e la notte. Quindi l'uomo, fratelli cari, non può mettere mano e non può deviare ciò che Dio ha stabilito, ed è una promessa. Ma in questo testo della parola di Dio si parla di semina. Quindi se uno semina, raccoglie. Quindi se uno non semina, non raccoglie, fratelli cari, perché lo dice la parola. Quindi il Signore dice che se noi seminiamo, raccoglieremo a nostro tempo. E noi, fratelli cari, siamo il frutto di una semina che qualcuno ha fatto anzitempo per noi. Perché qualcuno ha seminato e forse ha seminato la parola del Signore pur forse non avendo quella certezza che quella parola potesse radicarsi. Ci ha parlato di Gesù come facciamo oggi noi, però dice chissà se questi o questa persona o questo caro può in qualche modo far sì che questa parola possa cambiare la sua vita. Noi, grazie a Dio, siamo quel frutto di quella semina fatta da qualcun altro. E fratelli cari, questa sera il Signore faceva vedere in visione al nostro fratello, ma anche attraverso tante testimonianze, che il tempo scorre in modo molto veloce perché la venuta del Signore è vicina. E quindi il Signore, fratelli cari, vuole che questa sua parola in questa sera possa veramente cadere in un terreno, in un cuore, fratelli cari, che sia ricettivo. Io parlo sempre, mi perdonerete per questo, ma questo l'ho imparato anche dal mio amato Gesù, che prende sempre degli esempi di una vita quotidiana, giornaliera, ma in particolar modo della campagna, per farci comprendere delle cose spirituali. E voi sapete qui a Mondragone più di me che prima di seminare, dopo l'inverno in particolar modo, bisogna dissodare il campo, bisogna ararlo, bisogna far sì che quelle zolle siano dissodate e poi bisogna solcare affinché questa semina, poi dipende dalla semina che uno vuole fare, poi seminare e poi coprire, questa semenza e aspettare poi con grande pazienza. E io mi ricordavo, vi dico sempre un aneddoto di quando ero piccolo, perché ci vuole pazienza. Pensate un po' un contadino, fratelli cari, che investe, cioè compra della semenza che costa carissimo e la semina, la butta nel terreno e bisogna aspettare che questa semina possa germogliare e quindi possa portare frutto. Però pensate la pazienza, ma pensate anche, come posso dire, le tante perplessità che il contadino ha. Io mi ricordo quando ero piccolo che in questi tempi si seminavano le patate. Io non so chi conosce come si seminano le patate non si mettono per intero. Io guardo sempre la mia sorella che è avanti negli anni, le patate hanno delle gemme o occhi, come volete, e si tagliano proprio in quella direzione. Si scava il solco, si mettono per terra con la gemma verso l'alto e poi si sotterra. E si aspetta quindi che questa gemma possa portare le foglioline per far sì che questo frutto sta andando avanti. Io mi ricordo che quando ero piccolo, quando queste patate cominciavano a germogliare, quindi spaccavano il terreno e molte foglioline cominciavano ad uscire fuori,
il contadino, in questo caso papà, a volte si ritirava dalla campagna, veniva a casa, vi dico una frase che poi vi tradurrò, diciamo in italiano, diceva, sai, ha fatto la mascata, ha bruciato tutte le patate. Ma dice, ma che dice suo fratello? Ni e Anna, mia mamma, papà la chiamava Ni, era andata in campagna, a mascata era la brina di notte, il freddo, aveva bruciato tutte le foglioline delle patate. E quindi pensate il timore di un contadino che semina, però poi durante questa semina deve aspettare che non ci sia la brina, non ci sia la grandine, non ci sia tante cose che possono far sì che quel seme sia buttato lì e non possa germogliare. Quindi pensate un po' il contadino, fratelli cari, quanti pensieri ha fin quando non vede germogliare poi quel frutto che ha seminato, oltre, diciamo, a tutta la fatica, a tutti i pensieri, ma soprattutto poi anche a ciò che ha investito. E noi, fratelli cari, siamo quel frutto e penso che molti abbiano investito su di noi, ci abbiano speso del tempo, ci abbiano innaffiato a suo tempo, come è scritto in un altro testo, c'è chi ha seminato, chi ha annaffiato, ma grazie a Dio, dice la parola di Dio, è Dio che fa crescere. Grazie a Dio che ha fatto crescere questo frutto in noi. Quindi in Giovanni 12,24 dice proprio questo, dice che se il seme non cade per terra e non muore, non può portare frutto. Noi, fratelli cari, penso, io dico se siamo qui presenti, perché noi a quel tempo, quando la parola di Dio, il seme della parola di Dio è caduto nel nostro cuore, noi quella parola ci ha fatto morire a noi stessi, o almeno avrebbe dovuto farci morire a noi stessi, quindi seminare ciò che era corruttibile, dice la parola in un altro testo, e rinascere un seme incorruttibile dalla parola di Dio. Noi siamo quel frutto. E fratelli cari, se noi abbiamo ricevuto questo seme, qualcuno si è affaticato, qualcuno si è prodigato, qualcuno sicuramente ha pregato affinché quel seme potesse cadere in un terreno fertile, io penso che parimenti noi dovremmo agire allo stesso modo. Io ogni qualvolta, quando ero più giovane, portavo un mio parente, una persona cara al cospetto nella casa di Dio, io ero solito pregare, stavo a fianco a lui, e ero solito pregare per questo. Dico, Signore, tocca il suo cuore, tocca il suo cuore, tocca il suo cuore. Fa che questa parola che in questa sera predicata possa veramente toccare il cuore di questa persona. Noi, fratelli cari, non ci dobbiamo dimenticare che qualcuno ha fatto questo per noi e che noi dovremmo fare questo per gli altri. Quindi c'è un'applicazione, c'è una costanza nella nostra vita che non dobbiamo dimenticare. Difatti è scritto in Ecclesiaste al capitolo 11, versetto 4, 5 e 6, proprio di questa costanza che noi dobbiamo avere, fratelli cari, affinché questo frutto debba germogliare, questo frutto che noi abbiamo seminato. Io non so dove tu abbia seminato in questo tempo, perché dopo parleremo anche di, a volte, fare delle semine dove non bisogna fare delle semine, però questo lo vedremo più avanti. Ma leggiamo in Ecclesiasti capitolo 11, dal versetto 4 dice così: chi bada al vento non seminerà e chi sta a guardare alle nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento, né come si formano le ossa nel grembo della donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Semina il tuo seme al mattino e la sera non dà riposo alla tua mano, perché tu non sai quale dei due riuscirà meglio, se questo o quello, o se saranno buoni tutti e due. Quindi vedete, il Signore ci chiama ad essere costanti, cioè continuare a seminare e non badare al vento, cioè non badare, fratelli cari, a quello che noi viviamo nella nostra vita. Se io comincio a pensare quello che attraverso nella mia vita, i miei pensieri, le mie difficoltà, i miei problemi, le mie afflizioni, forse le mie malattie e tutto quello che volete, io non semino la parola di Dio. Io sto pensando e badando a me stesso, a quello che mi viene contro, ma non mi sto curando della semenza che Dio mi ha dato nelle mani. La semenza, fratelli cari, è la parola di Dio.
Quella parola che laddove cade in un terreno fertile, ricettivo, mette radice e porta frutto per la gloria di Dio. E noi, fratelli cari, dobbiamo curare quella semenza. La semenza non va buttata lì. Dice, vabbè, io ho seminato. Certo, Dio sa, come è scritto in un altro testo. Ma come è scritto in questo testo in Ecclesiaste, fratelli cari, che noi dobbiamo essere costanti, perseverare, curare, fratelli cari. C'è un testo della parola di Dio dove, vi ricordate, c'è un albero che non porta mai frutto e qualcuno vuole tagliarlo. E l'agricoltore dice, aspetta, fammi scalzare un po', fammi togliere un po' di terra intorno, ci metto un po' di concime, lo curerò e vediamo se porterà frutto. Vedete, la costanza di un contadino, la costanza di un figlio, di una figlia di Dio, quella di continuare a seminare la parola di Dio e non seminarla, fratelli cari, come dicevo prima, come qualcuno, vediamo, distrattamente ha seminato in un luogo, in un campo, in un terreno che non ha portato frutto. Quella semenza è stata dispersa. Ma noi dobbiamo essere oculati, fratelli cari. C'è un testo della parola di Dio che dice non buttate le perle ai porci. Voleva dire questo. Voleva dire non buttate la parola di Dio a colui o a colei che non ne fa stima o la vuole calpestare col suo modo di fare, di vivere e di essere. Noi dobbiamo essere attenti, fratelli cari. Noi dobbiamo seminare la parola di Dio, certo, ovunque, ma seminarla e stare attenti anche dove seminare la parola senza fare spreco. Perché se noi leggessimo nel testo di Matteo 13, e conoscete tutti questa parabola che troviamo anche in Luca e in Marco, questo testo, fratelli cari, Matteo 13, il 4, il 5 e il 7, dice così. Cosa dice? Mentre seminava, qui si parla che un contadino esce e semina, e dice il versetto 4, mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e la mangiarono. Versetto 5 continua e dice, e un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non c'era molta terra e subito germogliò perché il terreno non era profondo. E il versetto 7 continua, e un'altra cadde tra le spine crebbero e la soffocarono. Ora, io dico forse questo contadino è stato distratto, perché se noi vediamo questi pochi versetti estrapolati da questa parabola, ci accorgiamo che questo seme, fratelli cari, è stato disperso, non ha portato frutto. Penso quasi ad un contadino disavveduto. Cioè, cosa voglio dire? Non perdere del tempo, questo vuole dire, e sprecare la semenza e farla cadere dove non porterà frutto. Perché lungo la strada, qui abbiamo visto che gli uccelli del cielo la porteranno via. Non perdere più tempo, ma vai oltre. Semina, continua a seminare la parola, ma semina laddove sai che può portare frutto. Non dove gli uccelli rapaci la prendono o il nemico con le sue difficoltà possano soffocare questa parola. Dio, fratelli cari, proprio perché il tempo è vicino, diceva, e tutti sanno questo, dove il Signore continuamente parla su questo aspetto della sua venuta, il tempo è breve e noi siamo chiamati a non sprecare la semenza, non siamo chiamati a non sprecare il tempo, fratelli cari, a perdere tempo, ma continuare a seminare quella parola laddove possa cadere in un terreno fertile, in un cuore ricettivo, disponibile, arreso, desideroso di ricevere la parola di Dio. Allora non sprecare più tempo, ti dice il Signore in questa sera. Il tempo è breve, ma tu non sprecarlo più. Vai oltre, vai avanti. E fratelli cari, tante volte seminare la parola di Dio è seminata con fatica, non è semplice. A volte nella nostra vita noi troviamo tanti ostacoli nella nostra vita e questo forse ci disarma un attimo. Perché vedi che tu vuoi predicare, vuoi annunciare, testimoniare della grazia dell'Eterno, ma tu vedi sul tuo cammino tanti ostacoli, tanta difficoltà, forse tanta fatica, quasi a scoraggiarti, a dire ma io non trovo riscontro in quello che sto facendo. E questo ti scoraggia.
non ti deve scoraggiare, fratello o sorella, devi continuare ad andare avanti, devi continuare a seminare, devi continuare ad avere pazienza, devi continuare ad innaffiare quel seme. Perché è scritto, fratelli cari, nel Salmo 126, versetto 5 e 6, proprio questo, in virtù di questa fatica che noi troviamo nel seminare la parola, in questo passaggio dice: facci ritornare dalla cattività, o Eterno, come i torrenti del sud, quelli che seminano con lacrime e che vorrebbero ritornare a Gerusalemme. Ma questi uomini, vedete, hanno seminato, come posso dire, con lacrime, con tristezza, perché sono stati in cattività. Ma questa loro cattività, fratelli cari, questa loro allontananza da Gerusalemme, dove il Signore in qualche modo li aveva, per la loro disubbidienza, li aveva portati fuori da Gerusalemme e dal Tempio, loro avevano imparato, fratelli cari, avevano imparato con fatica che la cosa più importante è essere ubbidienti a Dio. E dice la parola di Dio, quando si allontanavano da Gerusalemme piangevano perché vedevano essere sradicati dalla loro città, dai loro parenti, dal Tempio. Ma questo gli è servito, quindi hanno seminato con lacrime, fratelli cari. E noi tante volte dobbiamo seminare con lacrime. Non è semplice. I riscontri di un frutto che tu vorresti vedere, a volte ti porta sofferenza, ti porta difficoltà, ti porta lacrime. Ma questo, fratelli cari, non ti deve impedire del continuare ad andare avanti e continuare a seminare, anche se è un tempo che tu stai soffrendo, stai piangendo, e forse ti viene in mente dire: Signore, ma com'è possibile? Questo lo poteva dire anche Paolo e Sila quando erano in carcere, annunciando la parola di Dio si trovarono in carcere. Ma dice la parola, fratelli cari, è vero, non furono battuti, quindi stavano soffrendo, sicuramente piangendo per le lividure, ma poi cosa dice la parola? Che cominciarono a cantare. Allora, se tu in questo tempo stai seminando la parola, ma trovi difficoltà, trovi sofferenza, lacrime, trovi afflizione, continua ad andare avanti, perché è scritto in questo tempo che chi semina con lacrime metterà con canti di gioia, aspettando con pazienza, come io dicevo prima, fratelli cari, quando il contadino aspetta quel seme che possa germogliare dalla terra, e aspetta con pazienza, forse con tanti pensieri, perché a volte vede arrivare il vento, la grandine, vede arrivare, la brina di notte, e quanti pensieri, chissà forse se questo seme germoglierà, perché effettivamente ci sono tempi contrari. Ma tu, dice la parola di Dio in questo salmo meraviglioso, continua a seminare, anche se lo stai facendo con lacrime, non ti arrendere, perché è una promessa che il Signore ci fa, e dice: ma se tu semini con lacrime, tu mieterai con canti di gioia. Perché è così, fratelli cari. Se tu stai vivendo questa difficoltà, questo problema, questa diffidenza, queste lacrime, questa sofferenza, continua ad andare avanti, perché tu raccoglierai a suo tempo, per la gloria di Dio, fratelli cari. Il frutto della parola di Dio non si vede subito. Non è come quel frutto caduto, come dice la parola di Dio, sulla roccia, quel seme. Dice che il contadino ha buttato quel seme sulla roccia non avendo radici, perché non ha potuto attecchire, non c'era terreno. Dice che quel seme subito ha germogliato, ma poi, non avendo radici, subito è seccato. Tu aspetta, anche se stai soffrendo, stai piangendo, tu continua a seminare, continua ad innaffiare quel seme, perché è scritto in questa parola che noi raccoglieremo con canti di gioia, come in questo tempo, fratelli cari, perché io penso che ognuno di noi è il frutto del pianto di qualcun altro che ha pregato per noi, ha sofferto per noi, ci è stato vicino, ci ha curato, e forse tante volte che noi nella nostra testardaggine volevamo camminare in un sentiero diverso e qualcuno è venuto a riprenderci, qualcuno forse quanti sacrifici, quante cose. Allora tu non ti arrendere, non pensare che stai sprecando il tuo tempo per questo. Dici: ho seminato, ma io non vedo che questo frutto germogli. Ma tu continua a pregare, continua ad innaffiare,
perché quel frutto germoglierà, porterà frutto per la gloria di Dio. E lo porterà, fratelli cari, perché questa è parola di Dio, perché è scritto nel versetto 6, ben va piangendo colui che porta il seme da spargere. Quando si sparge il seme, come dicevo prima, pensate a un contadino che ha una sacca piena di semi, l'ha comprata, forse a caro prezzo, la sparge sul terreno, ma non vede nulla, sta buttando forse quasi del denaro. Ma dice la parola di Dio, e quindi questo ti porta sofferenza, ti porta pensieri negativi. Dice, chissà, sto spendendo dei soldi, ma poi dice la parola, ma poi tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni, cioè i covoni sono il frutto, fratelli cari, di un raccolto abbondante. Noi riceveremo e raccoglieremo un frutto abbondante. Tu non ti devi scoraggiare per questa semenza che vedi che non porta frutto o non germoglia, ma continua, vai avanti, perché questa è parola di Dio, fratelli cari. Se hai seminato, dice la parola, abbiamo letto in Genesi, noi raccoglieremo a suo tempo, ma il tempo aspetta il Signore, non è mio né il tuo. E c'è stato qualcuno, fratelli cari, che se noi siamo qui in questa sera, un piccolo gruppo, o in altri luoghi dove ci si raduna, c'è stato qualcuno che ha dovuto morire, cioè ha dovuto dare la sua vita, seminare la sua vita, affinché noi in questa sera potessimo essere qui. E questo è Gesù, fratelli cari. Colui che ha dovuto morire è stato, come dice la parola, questa parola di Dio, perché Gesù è la parola. La semenza è caduta, è venuta sulla terra, è stata, è morta a se stesso, è stato seppellito, ma dice la parola di Dio, fratelli cari, che poi è risorto. E quindi ha portato frutto. Gesù ha portato frutto, fratelli cari, ma vedete tutto il processo che ha dovuto, attraversare. È dovuto venire sulla terra, è dovuto nascere come tutti noi, poi è dovuto dare la sua vita, è stato seppellito e poi rinascere. Quindi morire a se stesso. E noi, fratelli cari, siamo il frutto di quella semina fatta da Dio Padre attraverso Gesù. E tu in questo tempo non ti scoraggiare, non ti arrendere. Il tempo è breve, si sta accorciando sempre di più, ma tu continua a seminare, perché quella semine che tu hai fatto con lacrime forse, con pianto, con sofferenza, con tanta afflizione nel cuore, tu vedrai un frutto abbondante per la gloria di Dio. Tu ci devi credere, perché quello che stiamo ricevendo in questa sera, fratelli e sorelle, è parola di Dio. E la parola di Dio, come abbiamo letto, è sì e amen. Il Signore ha detto in Genesi, fin quando tutto durerà, non ci sarà né uomo o altro che possano cambiare quello che Dio ha promesso. Che se tu semini raccoglierai, e se stai seminando tu raccoglierai. E allora non ti scoraggiare se non vedi il frutto delle tue fatiche. Anche il contadino aspetta pazientemente. Forse quante volte va nel campo a vedere ciò che è successo forse la notte, o se gli uccelli hanno scavato il seme, o se la brina abbia, bruciate quelle foglioline, o qualche volpe di notte abbia scavato di nuovo. Vedete quante preoccupazioni. Il contadino si alza la mattina e va a vedere quel seme, lo va a curare, forse lo va a togliere un po' d'erba intorno. Così dobbiamo fare noi, fratelli cari. Noi abbiamo seminato, ma quel seme bisogna curarlo e bisogna aspettare pazientemente. Ma quel seme, fratelli cari, se è stato seminato con lacrime, come dice la parola, noi raccoglieremo con grande gioia e vedremo un frutto abbondante, fratelli cari. Ora se nella tua casa, nella tua famiglia, in mezzo ai tuoi amici, tu hai seminato e non vedi quel frutto, aspettalo con pazienza. Tu vedrai la gloria di Dio. Aspetta, continua a pregare, continua ad innaffiare, butta acqua. E se quella pianticella che sta uscendo c'è un vento contrario, tu mettici un bel paletto vicino, sorreggila, lo lega vicino. Cioè, per dire che cosa, fratelli cari? Che il seme che noi gettiamo, che spargiamo,
va curato, fratelli cari, va alimentato con la preghiera, con le suppliche, va alimentato, non va abbandonato così. Dice, vabbè Signore, io ho fatto il mio, ho buttato il seme, ho parlato. No, ma tu continua, non ti arrendere mai, ma continua ad innaffiare, continua a pregare e vedrai veramente di raccogliere un frutto abbondante. Anch'io ho dovuto aspettare per la mia famiglia la prima che si potesse convertire dopo 7 anni. Aspetta pazientemente, fai la volontà di Dio, servi il Signore con tutto il tuo cuore, non ti arrendere. E allora vedrai che in un batter d'occhio Dio raccoglierà tutte quelle tue lacrime, quelle tue preghiere. Dio lo raccoglierà quando tu meno te lo aspetti, quando tu non lo speri più, quando vedi che forse il vento è contrario. Ma tu continua a pregare, continua a crederci, a dire Signore, io ho seminato con lacrime e raccoglierò con gioia. Aspetterò con pazienza, con perseveranza in preghiera. Ma io sono fiducioso e sono fiduciosa e certa, Signore, che io vedrò un grande raccolto nella mia casa e nella mia famiglia. Tu ci devi credere, non ti arrendere più, non ti arrendere, non ti scoraggiare, non buttare giù le armi. Come si diceva prima, il Signore ci ha dato un'arma potente che è la preghiera. Tu continua a pregare. Non avere dubbi nella tua mente e dire, ma forse, chissà se questo seme porterà frutto, germoglierà, uscirà, metterà radici. Credici, perché abbiamo letto in Genesi che è una promessa che Dio ha fatto, che se tu semini raccoglierai. Come ci sarà l'inverno ci sarà l'estate, come ci sarà il freddo ci sarà il caldo. Fratelli cari, e dice la parola di Dio che Dio manderà la sua pioggia nella prima, perché questo è il tempo delle piogge per seminare, e nell'ultima stagione quando tu dovrai raccogliere. E Dio, fratelli cari, come io dicevo prima, è il tempo di seminare ancora e di non scoraggiarsi, di non guardare il vento, tutto quello che ci circonda, come abbiamo letto nel Salmo. Chi bada al vento non raccoglie, non semina. Non guardarti intorno, non pensare ad altro, ma pensa a seminare la parola di Dio, che possa veramente portare e cambiare cambiamento nei cuori e in quanti ti ascolteranno, perché questo può cambiare la vita, il mondo, l'umanità, le famiglie, le case. Questo, fratelli cari, non sarà né Trump né altri, ma sarà la parola di Dio a cambiare ogni cosa. E tu in questo tempo che hai questo seme che Dio ha messo nelle tue mani, continua a spargerlo, continua a gettarlo, continua veramente a innaffiare questo seme e aspetta con grande pazienza, anche se questo ti costerà lacrime e ti costerà sofferenza, ma tu continua e non ti arrendere, perché il suo tempo tu raccoglierai. Allora dovreste vedere, quando tu metti un bel seme, fratelli cari, tanti pensieri negativi, tanta sofferenza, tanta fatica, e poi tu raccogli quel seme. Il tempo delle patate, strappi via le patate, quello che si vede, il fogliame che è fuori, e vedi che sotto, dove tu non vedi niente, tiri fuori 3 o 4 o 5 kg di patate da una piccola patatina così, con un occhio vicino a una gemma. Quello che tu non vedi, Dio sta facendo crescere sottoterra. Dio sta facendo crescere, ma tu non lo vedi, perché sottoterra è nascosta ai tuoi occhi, ma tu credici. Ma tu credici che quando arriverà quel tempo tu vedrai un frutto abbondante, un frutto meraviglioso, che tu dici, ma com'è possibile tutto questo? È possibile. Allora credici in questo tempo, non ti scoraggiare, e se stai piangendo per questo seme che stai gettando ancora, stai spargendo, metti questa parola nel tuo cuore che tu raccoglierai con gioia e andrai portando non solo la gioia, ma sulle tue spalle grossi covoni, cioè un grosso frutto per la gloria di Dio. Questa è la parola che Dio ha dato a me e io l'ho voluta, condividere con tutti voi, perché se è servita per me, serve un po' a tutti, ad essere perseveranti, costanti, sapendo che noi raccoglieremo frutto per la gloria di Dio. Se noi continueremo, fratelli cari, a fare quello che il Signore ci ha chiamati a fare, a seminare come dei buoni contadini e a raccogliere frutto a suo tempo, anche quando tu non lo speri più.
quel frutto sta crescendo, sta crescendo, sta crescendo, non preoccuparti. Tu non lo vedi adesso, vedi solo lacrime, sofferenze, difficoltà, ma quel frutto cresce, sta crescendo in modo abbondante, esuberante, meraviglioso, maturo soprattutto. Allora vogliamo alzarci in piedi, fratelli cari, tenendo questa parola nel nostro cuore. Tieni questa parola nel cuore. È tempo di semina. E quindi se tu semini è anche tempo di raccolta. E noi raccoglieremo con grande gioia un grande frutto. Un grande frutto. Non ti arrendere, non ti scoraggiare. Anche se ci sono venti contrari, anche se c'è il sole forte, la grandine, la pioggia, tu non temere. Perché Dio è colui che fa crescere. Non è prerogativa nostra, ma è Dio che fa crescere e sta facendo crescere quello che tu hai seminato in questo tempo. Facciamo un bel canto tutti insieme, ringraziando il Signore per questa parola che ha voluto donare alle nostre vite. Grazie papà, perché tu sei buono con noi, Signore, sempre. Grazie Signore, grazie Gesù. Questo è il tempo, questo è il tempo, la mia potenza in questa terra. Questo è il tempo, questo è il tempo, lo Spirito si muove tra di voi e per salvare e liberare, per guarire chi viene a me. Il mio figlio è tra di voi, lui è qui. Io mostrerò la mia potenza, il mio spirito vi guiderà. Il mio spirito è tra di voi, lui è qui. Questo è il tempo, dillo. Questo è il tempo, questo è il tempo che io mostrerò la mia potenza in questa terra. Questo è il tempo, questo è il tempo che il mio spirito si muove fra di voi e per salvare e liberare, per guarire chi viene a me. Il mio figlio è tra di voi, lui è qui, lui è qui. Io mostrerò la mia potenza, il mio spirito vi guiderà. Il mio spirito è tra di voi, lui è qui. E per salvare, liberare, per guarire chi viene a me. Il mio figlio è tra di voi, lui è qui, lui è qui. Io mostrerò la mia potenza, il mio spirito vi guiderà. Il mio spirito è tra di voi, lui è qui. Per salvare, liberare, per guarire chi viene a me. Il mio figlio è tra di voi, lui è qui. Io mostrerò la mia potenza, il mio spirito vi guiderà. Il mio spirito è tra di voi, lui è qui. Alleluia Signore. Grazie Signore. Grazie per questo seme Signore che tu hai messo nelle nostre vite.
E il frutto di questo seme, fratelli e sorelle, è il frutto dello Spirito che il Signore ha messo nelle nostre vite. Non seminare per la carne, perché se semini per la carne raccoglierai cose negative, ma semina per lo Spirito dell'Eterno e raccoglierai, come dice questa parola, amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. E contro tali cose non vi è legge, dice la parola di Dio. Allora semina la parola di Dio che porta questo frutto e noi raccoglieremo a suo tempo. Semina questo e non ti arrendere, non ti scoraggiare, perché il Signore ci ha promesso che se tu semini con lacrime raccoglierai con gioia. E aspetta questo tempo con pazienza, non ti arrendere mai. Vedrai tanta abbondanza, tanta gioia nella tua vita che non ti ricorderai più delle lacrime versate, delle afflizioni che hai ricevuto, delle battiture forse. Non ti ricorderai, perché talmente che il Signore ti riempirà di gioia e farà sì che questo frutto che tu porterai sarà un frutto abbondante che tu non potrai nemmeno portare. Grazie Gesù. Facciamo ancora un canto. Grazie Gesù. Sei buono e sei meraviglioso, papà. A te tutta la gloria, tutta la gloria. Grazie Padre. Scendi, Spirito Santo su di me. su di me. Scendi, Scendi, Spirito Santo su di me. scendi ora. Scendi, scendi, Spirito Santo su di me, su di me. Scendi, scendi, Spirito Santo su di me. Voglio stare nell'unzione, nella tua presenza, per poter traboccare solo di te e sentire la tua guida e la tua presenza dentro di me, dentro di me. Scendi, scendi, Spirito Santo su di me, su di me. Scendi, scendi, Spirito Santo su di me. Scendi, Spirito Santo
nella tua presenza per poter traboccare solo di te e sentire la tua guida nella tua potenza dentro di me, dentro di me. dentro di me. Scendi tutti insieme, alleluia. Scendi, Spirito Santo, Su di me, scendi ora. scendi, Spirito Santo, su di me, scendi ora. scendi, Spirito Santo su di me. Scendi, Spirito Santo su di me. Scendi, Spirito Santo, su di Alleluia, Signore. Grazie per la tua presenza. Sì, Padre. Grazie anche per il tuo Spirito in questa sera, che ha riempito il nostro cuore, Signore, ha sigillato questa tua parola nel nostro cuore. Ed è scritto ancora in Ecclesiaste: getta il tuo pane sulle acque perché dopo molto tempo lo ritroverai. Ma voglio dare anche una parola a coloro che ci hanno seguiti da casa, perché questa parabola del seminatore, che io ho letto solo alcuni versetti, dice nel versetto 8: e un'altra cadde in buona terra e portò frutto, dando chi il 100, chi il 60 e chi il 30 per uno. Chi ha orecchi da udire oda. Fa che questa parola in questa sera cada nel tuo cuore e che possa germogliare, perché quello che è importante in questo tempo così di grande difficoltà è la parola di Dio, che ti porterà vita e vita in abbondanza. E se l'hai ascoltata in questa sera, tu che ci segui da casa, mettila in pratica. Hai ascoltato, ma fa che questa parola attraverso il tuo orecchio scenda nel tuo cuore e possa mettere radice per la sua gloria. Vogliamo ringraziarti, papà, e anche da casa ci arrivano tante richieste di preghiera e noi non vogliamo esimerci, vogliamo pregare che il Signore tocchi ogni cuore e che ancora in questa sera il Signore possa veramente guarire ogni infermità ed ascoltare ogni preghiera. E noi vogliamo farlo e vogliamo pregare per Anna Leone, che chiede preghiera per la sua famiglia. Signore, benedici questa famiglia. Rachel chiede preghiera e guarigione per la mamma. Signore, stendi la tua mano. Poi Maria, Tina, Carmela e Antonietta per protezione e benedizioni. Marco per depressione d'ansia. Signore, debella questa depressione, spezza questo legame dell'ansia nel nome di Gesù, dona libertà in questa sera. Lisa chiede preghiera per la sua vita, Saverio per nuove forze, Ciro per conversione, Emanuele per la paura e il panico. Signore Dio, fa che la tua parola spazzi via questa paura e il panico che sta affliggendo la vita di Emanuele. Così Valeria chiede guarigione per la sua vita. Emanuele ancora chiede preghiera per essere incoraggiato e per i suoi progetti. E Giuseppe chiede preghiera per questo mal di schiena. Signore, tocca e togli questo mal di schiena nel nome di Gesù. Signore Dio, cosa dirti al termine di questa serata, di questo giorno meraviglioso, papà, che tu ci hai voluto donare nella tua immensa grazia. Noi vogliamo dirti grazie di vero cuore, Signore. Grazie, papà, per tutto quello che ci ha donato in questa sera, ma soprattutto per il consiglio della tua parola che ci invita a continuare, anche forse con lacrime, a seminare il seme della tua parola.
Noi ti ringraziamo, Signore, per come ci hai chiamati ad essere tuoi servi e serventi, per far sì, Signore, che questo seme sia ancora sparso su tutta la terra e possa portare frutto per la tua gloria. Noi vogliamo dirti grazie, papà, grazie papà, con tutto il cuore, nel nome di Gesù, il tuo figliolo, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.